cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Fiamma Nierestein, scrittrice, editorialista del giornale, scholar del Jerusalem Center for Foreign Affairs, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Fiamma? Sì, ci sono, Giovanni, buongiorno. Buongiorno e bentornata su Radio Libertà. Grazie a voi. Allora, ovviamente, come dire, c'è il macro scenario da affrontare con te, no? Perché poi in questo momento, come spesso, il Medio Oriente è specchio dell'ordine o del disordine globale. La prima domanda che però ti devo fare è quella che si fanno un po' tutti in queste ore, e cioè cosa ha in testa Donald Trump? Cos'è successo la notte in cui l'attacco sembrava imminente, poi non c'è stato? Siamo dentro una grande guerra psicologica o comunque che chiave di lettura ci dai di queste ore? Allora, guarda, le chiavi di lettura possono essere svariate perché le notizie arrivano da svariate fonti e hanno un tenore diverso. Diciamo in generale come stanno le cose, va bene? Certo. Allora, le cose stanno in questo modo. Trump, dopo che è esplosa questa magnifica, coraggiosissima rivoluzione del popolo iraniano, che certamente non è la prima e che esprime il terribile stato di oppressione in cui questo popolo vive dal 1979 e anche come dire, la sofferenza, lo sconcerto della popolazione, perché il governo degli Ayatollah di tutto si occupa, e dopo verremo a quello di cui si occupa, fuorché del benessere di una popolazione che è affamata, gli manca l'acqua, gli manca i soldi per vivere, gli manca l'educazione, gli manca la libertà, gli mancano le libertà basilari, quale quella di opinione, quale quella di vestirsi, perlomeno quello per le donne a cui mancano tutti i diritti come gli pare, a cui manca la libertà fisica, sessuale, perché come i tuoi ascoltatori sapranno benissimo, l'omosessualità è addirittura punita con l'impiccagione. A fronte di questo Trump ha lanciato ripetutamente per 3 volte un avviso in cui si diceva se gli scherani, cioè sia le guardie della rivoluzione che i basigi, che sono la milizia non indivisa, è una grossa milizia, vero? Qui stiamo sempre parlando di numeri enormi. L'Iran è un paese che ha quasi 100 milioni di abitanti e soltanto i basigi potrebbero essere circa 200.000, i numeri precisi non ce li abbiamo. Le guardie della rivoluzione sono un esercito molto ben armato. Bene, se verranno lanciati contro la popolazione e si faranno le solite stragi che si sono viste nel 2009 e nel 2022, io interverrò, ha ripetuto Trump varie volte, in aiuto della popolazione uccisa, ferita, maltrattata, perseguitata. A un certo momento quello che si è saputo è che questo stava effettivamente accadendo e che stava accadendo per frotte di cittadini di tutti gli stati e di tutte le età, dai commercianti fino agli studenti, e dalle donne fino agli anziani, che si sono con grande coraggio e sapendo che cosa gli aspettava, riversati nelle strade, hanno attaccato i luoghi base e nelle grandi città iraniane, i luoghi base del potere, tant'è vero che i leader sono stati costretti a nascondersi, costretti alla fuga. Nel frattempo la gente veniva ammazzata, uso proprio questa parola, nelle piazze con le armi alza zero sulla popolazione in marcia, così che abbiamo visto quelle terribili fotografie su cui torneremo più avanti. Abbiamo sentito anche, nonostante il taglio totale da parte del governo, dei mezzi di comunicazione, poi però per strade svariate la gente è riuscita a collegarsi e a raccontare anche grazie a Starlink di Elon Musk. strage. Mi viene da dire anche grazie a Starlink di Elon Musk, ma questa è una parentesi. Assolutamente, l'avrei aggiunto io se tu non l'avessi giustamente menzionato. Ecco, detto questo, quando
ormai in Israele si aprivano i rifugi, perché si è immaginato appunto che nel momento in cui Trump avesse attaccato, poi la cosa più immediata che l'Iran di sicuro avrebbe fatto sarebbe stato quello di lanciare i suoi missili balistici contro l'obiettivo sempre odiato sin dal 1979, dal tempo di Khomeini, cioè il piccolo Stato ebraico, che è stato tacciato di essere il piccolo Satana a fronte del grande Satana americano. Ecco, in quel momento Trump ha fatto una sorta di marcia indietro, così è stata interpretata, in cui ha detto mi giunge notizia che le milizie armate hanno smesso di sparare e soprattutto che sono state sospese le esecuzioni, perché erano state già programmate una quantità di esecuzioni per i prigionieri nelle carceri iraniane, anche quelle famose per la loro ferocia, per le torture che si compiono, per le violenze che si compiono contro uomini e donne, ecco, e soprattutto perché da lì poi partono esecuzioni senza processo. Allora, a quel punto Trump ha detto io ho saputo che sono state, non ha detto e allora non interverrò più, certo. Ha detto in questo momento si sono un po' riaperte delle porte al colloquio, perché loro nemmeno l'ha detto proprio questo, ha detto semplicemente hanno smesso di ammazzare la gente e hanno sospeso le esecuzioni. E poi ha lasciato aperta l'idea che allora forse non ci sarà più, diciamo, chiamiamola questo aiuto, questa punizione, e sinceramente io penso che da parte mia, insomma, come analista, va bene, penso che in realtà si tratta di uno stop and go, di quelli appunto che servono per vedere come vanno le cose. Si tratta di misurare tutta una serie di situazioni e che comunque la storia non è assolutamente finita. Certo. Ecco, qui chi crede che la storia si sia qui chiusa si sbaglia di grosso, certo, per tutta una serie di motivi. Intanto per quello basilare, per cui per cui l'Iran non può smettere di uccidere. L'Iran è l'Iran. La sua leadership è una leadership estremista islamica sciita, che di volta in volta sotto finte immagini di moderazione che sono sempre state che si sono sempre poi rivelate delle balle. Ha sempre cercato prima di tutto di perseguire il potere atomico con l'esplicito dichiarazione di volerlo usare innanzitutto contro Israele, ma certo di non volerlo concludere su Israele, considerata la bandiera dell'Occidente e della cultura giudaico-cristiana. Diciamo, era questo un modo per iniziare quella guerra che deve portare il Mahdi, cioè il grande profeta dell'islamismo sciita profetico, a dominare il mondo. Questo è il credo, non bisogna mai dimenticarci, questo è il punto basilare. Andate a guardare gli scritti di chiunque dei leader attuali, sia di Ayatollah stessi, sia anche dei leader politici, vedrete che nessuno si distanzia da questo punto di vista. Non ci sarà nessuno che dirà però l'idea di distruggere Israele, di combattere col mondo occidentale è stato superato. No, al fondo dell'atteggiamento per cui si impone un certo tipo di cultura che comprende l'oppressione delle donne, la repressione dell'omosessualità, la costrizione a un determinato credo, è basato in una dottrina, e questa dottrina è quella che ci ritroviamo ancora davanti anche nel momento in cui Arakci
cioè il ministro degli esteri iraniano, dopo che Trump aveva preso questa posizione, di fatto ha ammesso di avere ucciso migliaia e migliaia di persone nelle strade, cercando di indurre una teoria della menzogna che ha funzionato molto bene con Hamas e che quindi evidentemente lui pensa che funzionerà bene anche in questo caso. Un classico della casa, diciamo. Un classico della casa, diciamo. Un classico della casa, via. Un classico della casa, e ha detto appunto sì, lì noi siamo stati costretti a sparare, e quindi così ha ammesso di aver ammazzato un sacco di gente. Siamo stati costretti perché la folla non era fatta di vera popolazione, c'erano moltissimi emissari di Israele e anche molti terroristi fra di loro, i quali hanno decapitato i nostri soldati e gli hanno dato fuoco, cosicché per forza poi noi siamo stati costretti a rispondere, e questo ha causato quello che è successo. Quindi da una parte ammette quello che è successo, dall'altra parte lo nega, dicendo appunto che non è colpa sua. È un po' come quando per Gaza dopo il 7 di ottobre Hamas ha detto però loro sono colonialisti imperialisti, e allora ha fatto lo stesso. Sì, certo, noi abbiamo fatto a pezzi un sacco di gente, dagli ospedali oculistici dicono che gli hanno bruciato il viso e levato gli occhi a un sacco di persone, però siamo stati costretti a farlo perché ci trovavamo di fronte agli emissari che si sono incuneati in una manifestazione che invece aveva un carattere puramente economico, ma non aveva nulla a che fare con un regime che invece ama la sua popolazione, per carità, ed ecco che quindi ci siamo dovuti difendere. E ora io anzi vi posso dire di certo che non abbiamo in programma, l'era chiesto il giornalista, ma avete in programma delle esecuzioni? E lui ha detto ma per oggi e per domani non mi risulta. Se per oggi e per domani non mi risulta, io per quello che so dell'Iran, su cui ho anche scritto un libro a suo tempo che si chiama Il Califfo e l'Ayatollah, io posso dire che ci saranno queste esecuzioni, non saranno ora, saranno domani, non saranno senza processo, gli faranno un finto processo. Certo, non ci sarà di nuovo perché si richiede sul terreno internazionale un accordo con l'Iran. Ci sarà un accordo con l'Iran, sarà un finto accordo come quello che doveva andare avanti secondo la volontà di Obama, che infatti abbandonò la popolazione nel 2009. Certo. E poi dopo si avviò per il JCPOA, cioè per quell'accordo che poi Trump fortunatamente ha cancellato, che non era un accordo che consentiva di fatto, sotto mentite e spoglie, di seguitare a costruire una potenza atomica che aveva intenzioni non certo di difesa, ma di offesa, appunto, come dicevo prima, al mondo democratico, alla cultura giudaico-cristiana. Chiaro. Questo è l'Iran. E se c'è un problema in Medio Oriente, non è certo Israele che porta questo problema in Medio Oriente. Israele, che ha sempre offerto terra ai palestinesi perché si facessero il loro Stato e loro l'hanno sempre rifiutato, che ha sempre teso una mano, tant'è vero che gli arabi israeliani sono fieri cittadini di un paese democratico che godono di ogni e qualsiasi diritto, dalla Corte Suprema fino alla Knesset, fino agli ospedali dove sono chirurghi o qualsiasi cosa. No, non è Israele il problema è sempre stato, oltre a tutta una serie di altri problemi legati al terrorismo, l'Iran che ha messo in piedi gli Hezbollah con centinaia di migliaia di missili, soldi a palate, aiutato dal Qatar in questo. Hamas, che è diventata la punta di diamante, anche quella sostenuta dall'Iran fino appunto allo scoppio del 7 di ottobre e via via in tutta la sua attività terroristica. I Houthi addirittura fino ad arrivare laggiù in fondo, va bene? È la famosa piovra del terrore, diciamo. Ti interrompo solo un secondo perché dobbiamo delle milizie. Ti interrompo solo un secondo che dobbiamo fare una pausa, ma di 30 secondi. Torniamo immediatamente con Fiamma Nirenstein. Certo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Bentornati a Parlando Liberamente con Fiamma Nirenstein. Volevo farti una domanda specifica, ma che riguarda appunto lo stato dell'arte, poi dopo invece anche domande più di scenario. Ma ti volevo chiedere, tu condividi la lettura che ho visto imperversa in queste ore, per cui per una volta è stato Netanyahu a frenare Trump perché Israele non sarebbe ancora pronta alla mega offensiva missilistica iraniana? Uno. Due, no, mi sembrano sciocchezze, non credo assolutamente che Netanyahu freni su quello che è stato per sempre l'obiettivo della sua vita, che è testimoniato da un lavoro ventennale, va bene. Credo semmai che ci siano fra i due che si sono da pochissimo incontrati a Mar-a-Lago, uno stretto lavoro di coordinamento. C'è piuttosto appunto senz'altro da parte di Netanyahu la necessità di essere pronto all'evento, questo di sicuro, e Israele non può mica star lì a braccia spalancate a aspettare i missili balistici dell'Iran che si scaraventerebbero contro di noi. Se per esempio, facciamo un'ipotesi, mettiamo che quella che è di fatto ancora la grande nave portaerei americana che sta arrivando dal Mar di Cina, va bene, deve arrivare fino al Golfo Persico, è per la strada, è per la strada. Si chiama Lincoln, lo sai che è certo, questa grandissima è un elemento strategico strategico che mancava in questo momento in Medio Oriente, diciamo. Ecco, ci vuole che questa nave arrivi prima che succedano le cose, perché altrimenti lo scenario risulta, per esempio, questo è solo un esempio, risulta vuoto dal punto di vista di un attacco funzionale e in cui si protegga il Medio Oriente, in cui il Medio Oriente venga protetto. Non si può pensare che un attacco di questo genere a un paese così grande, con delle milizie e con degli armamenti molto importanti, lo si possa portare soltanto presi dalla stizza, va bene? Oppure perché si pensa che alla fin fine, diciamo, ontologicamente l'esistenza dell'Iran è dannosa. Bisogna che la cosa funzioni, sono stata chiara. Certo. Quindi, se per caso così come sai, guarda gli altri, va bene, il Qatar, i sauditi, altri paesi, insomma, che la Turchia è in prima linea. Hanno detto a Trump: aspetta, non lo fare, non ti muovere. Perché lo fanno? Loro lo fanno per motivi diversi, cioè perché la loro popolazione certamente non tiene per gli Stati Uniti, magari non tiene neanche per l'Iran, però è sempre molto di più dalla parte islamica che non dalla parte occidentale. Allora i sauditi sarebbero contentissimi finalmente di vedere il regime iraniano, con cui hanno uno scontro anche molto immediato, perché i Houthi dallo Yemen gli sparano addosso, va bene? Quindi su questo, e la Turchia anche non vede l'ora di vedere sparire l'Iran dalla scena. Ricordati quello che disse Bernard Lewis: ci sarà un giorno in cui la Turchia sarà l'Iran e l'Iran sarà la Turchia. È una cosa, giusto il genio di Bernard è il mio maestro, il professor Bernard Lewis, ho avuto questa fortuna. Ecco, soltanto questa genialità poteva prevedere così lontano nel futuro, ma sta avvenendo adesso. Allora, tutti questi hanno chiesto a Trump: aspetta, non lo fare, non intervenire, per loro motivi. Ora, se per caso Netanyahu gli ha detto aspetta, e io non credo che l'abbia detto, ma può anche darsi, io non sono di certo in quelle stanze, e se l'ha detto c'è qualche ragione, c'è qualche buona ragione, per esempio che c'è un bisogno di preparare l'aviazione israeliana ad ogni circostanza.
perché mica che Israele vuole essere distrutta in questo eventuale scontro. Israele vuole vivere, fiorire ed essere sempre il baluardo della democrazia in questa zona. Questo è quello che vuole Israele. Quindi che cosa pensi? Che Israele voglia proteggere l'Iran? È una sciocchezza che non capisco. Dico, chi ci fa i titoli poi deve anche sapere cosa scrivere nel pezzo. Io sì, è un titolo... auspicio ottimistico, diciamo, che condivido, ma ahimè spesso è un auspicio ottimistico. No, te lo chiedo io a te, perché che come la vedono che Netanyahu opportunisticamente ha fatto amicizia No, non credo arrivino a questo. Secondo me, diciamo, sì, visto che non piace molto l'asse, no, Israele-Stati Uniti, diciamo che l'Occidente non va molto di moda presso le elite occidentali. Allora, secondo me, semplicemente sguazzano un po', insinuando che c'è una, come dire, un po' una frattura tra i due, cosa che mi sembra più appunto... questo è stato detto mentre senz'altro Trump è stato il nostro migliore amico qua, sin da quando Biden cercava di fare smettere Israele di combattere la guerra sacrosanta, per cui altrimenti, se non fosse stata combattuta così, gli Hezbollah si sarebbero uniti a Hamas e in un sandwich dopo il 7 ottobre Israele sarebbe stata distrutta. Ma quando dico distrutta intendo proprio dire fisicamente, letteralmente, ecco, certo. non sto scherzando. E invece è stato proprio per il grande sostegno successivo, l'aiuto, le armi di Trump che abbiamo potuto condurre avanti tutta quella battaglia, per cui oggi finalmente vediamo anche la crisi iraniana, il cui prodromo si era già visto nella guerra dei 12 giorni, in cui Trump e Netanyahu insieme, lanciando quella guerra di distruzione semplicemente dei siti nucleari, perlomeno hanno fatto fuori quelli, perché se no adesso si dovrebbe stare tutti qui a tremare sulla possibilità che lancino una bomba atomica. Invece questo non c'è, certo. Perché Trump e Netanyahu insieme hanno concepito una dottrina in cui l'Iran era la star delle possibilità della peggiore distruzione non solo del Medio Oriente ma del mondo intero. Questa c'è. E poi bisogna vedere le cose, bisogna saperle fare e fare bene, ecco questo. Certo, no, sei stata chiara, e comunque quella portaerei non è un elemento irrilevante. Ma ti volevo sottoporre questa immagine. A me sembra che diciamo il grande sommovimento che sta andando in scena in Iran ricordi un po' un 1989 islamico, no? Cioè questa saldatura tra protesta di fronte al collasso economico, esigenza di libertà e democrazia ormai incomprimibile, mi sembra assomigli un po' alla tempesta perfetta che nell'89 travolse i regimi del socialismo reale, diciamo l'Unione Sovietica e i suoi satelliti. E in questo senso un'altra analogia con allora è che se cade il regime degli Ayatollah si potrebbe ridisegnare completamente un'intera area, no? E quindi anche, come dire, l'impatto poi sulle nostre vite sarebbe diretto, perché cambia un pezzo di mondo molto rilevante. Condividi questa immagine? Cosa c'è in gioco in Iran? Del tutto, la condivido e la ampio il fatto che l'Iran è anche la longa manus nel mondo islamico, quella più attiva dei due poteri basilari che gli stanno alle spalle, la Cina e la Russia. Se a loro viene a mancare questa connessione col terrorismo internazionale che porta fino in Venezuela, appunto, vero? Anche non è un caso, soprattutto tremano queste due potenze, tremano dal punto di vista dell'approvvigionamento dell'energia, tremano dal punto di vista militare, tremano dal punto di vista immediato. E Putin dove li va a prendere i droni che gli costruisce l'Iran? Glieli costruisce per usarli contro Zelensky giorno dopo giorno. Non ci sono più, in questo momento l'Iran non li può produrre, e questo è soltanto uno degli elementi, ma ti dà una visione molto chiara di come le autocrazie, va bene, dell'uno e dell'altro tipo, sia quelle islamiche, riproducano poi quell'alleanza verde-rosso islamica, no? Che vedi ora nelle piazze italiane. L'islamogoscismo, diciamo, l'islamogoscismo.
Sì, l'islamofascismo, bravo, hai detto proprio bene. A questo proposito mi rendo conto che precipitiamo di tantissimi livelli, però non posso non chiederti, c'è una certa timidezza della sinistra italiana, se non addirittura un tifo malamente mascherato per gli ayatollah, nel senso che io ti segnalo queste due prese di posizione. Elly Schlein che dice ci deve pensare l'ONU. Beh, l'ONU in tema di Iran io ricordo solo che diede la presidenza del Forum per i diritti umani alla Repubblica Islamica dell'Iran. Diciamo che io se mi dicono che ci pensa l'ONU, peggio mi sento. E Giuseppe Conte addirittura l'unico non ha votato in Senato quella mozione trasversale per qualunque, direi, uomo libero e sensato di condanna della repressione, dicendo che non c'era il codicillo contro il possibile intervento americano. Cioè, perché la sinistra italiana fa così fatica a nominare la barbarie per quello che Perché è? perché c'è stato un rovesciamento totale dovuto proprio a una crisi conoscitiva basilare del concetto di diritti umani. Scusa, se te guardi, è del tutto evidente, no, che i diritti umani, per come li abbiamo concepiti, per come sono divenuti, per così dire, la religione del nostro tempo, sono tutti violati uno a uno in Iran, però invece diventano oggetto di manifestazioni di piazza soltanto quando appartengono a una parte del mondo che è appunto quella appunto terzomondista, considera che considera Israele un paese colonialista e che immagina appunto che ci sia nel mondo un suprematismo bianco che è il peccato che va al di là di ogni altro. Cioè c'è un'ideologia che viene chiamata comunemente woke, per dargli un nome solo, ma insomma gliene si potrebbe dare tanti, di cui le Nazioni Unite, diventate nel secondo dopoguerra uno strumento molto molto attivo allora dell'Unione Sovietica, e poi che hanno conservato questa caratteristica, sono i genitori. E qui voglio aggiungere un punto su cui ancora non ho scritto un pezzo, ma ci stavo proprio pensando. Ce lo stai stamattina. annunciando, diciamo. Scusa? Ce lo stai annunciando il pezzo sostanzialmente. Sì, ci sto pensando, non so se lo scrivo oggi, è una cosa complicata, ci devo pensare bene, ma ho pensato oggi, l'Iran è il genitore attivo dell'antisemitismo terzomondista di massa, va bene? Per cui nel corso degli anni l'antisemitismo è stato sdoganato appunto innanzitutto dalle Nazioni Unite, ma tu pensa, un paese, guarda, basta guardare gli scritti di Khomeini, se tu vuoi guardare quegli scritti lì, già allora lui dice, come Hitler, né più né meno, proprio che gli ebrei sono la peste del mondo, che sono degli animali che devono essere fatti a pezzi. Poi dopo si ritrova questo nella carta di Hamas, si ritrova un po' per ogni dove, ecco, e diventa poi questo antisemitismo sdoganato, per cui che c'è di male? C'è un paese all'ONU che dice che vuole distruggere Israele e che vuole ammazzare tutti gli ebrei. Che sarà mai? Mica tanto un problema, è soltanto antisemitismo, fratello. Di che cosa stiamo parlando? Ecco, l'Iran fece le prime conferenze per negare la Shoah, ti ricordi che c'è stato? Ecco, ha promosso tutte le vignette antisemite di quelli, di nuovo come lo Sturmer, proprio con gli ebrei col naso e con i sacchi d'oro, eccetera, e da lì poi si è propagato tutto quello che oggi ci tocca a mangiare nei nostri pasti quotidiani e che viene riciclato. Se dici sotto sotto questi qui tifano per gli ayatollah, sì, non solo tifano per gli ayatollah, questi qui sotto sotto sono antisemiti. Diciamo che la cronaca ci porta sempre di più a pensare questo. In chiusura ti vorrei chiedere, tu ti aspetti un intervento americano a breve? Cosa ti aspetti tu e che sensazione c'è anche in Israele? Ecco. La sensazione è che Trump non abbandonerà il campo in maniera un po' larga, ecco. Non ti so dire, non credo. Ti ricordi che lui ha detto io non farò come Obama nel 2009? Ecco, io credo che Trump
una delle cose al mondo che veramente non desidera è che il suo retaggio venga identificato con quello di Obama, quindi, e che venga ritenuto un presidente debole, pauroso, che ha lasciato il campo, che ha lasciato ammazzare le persone. Credo che questo veramente lui non è, tutto si può dire di Trump, ma che sia stupido davvero no, e sa benissimo che se lo farà di abbandonare il campo, di abbandonare l'Iran, mentre gli ayatollah torneranno a ammazzare, a colpire, e adesso ci saranno le liste di proscrizioni e si andrà a prendere a casa le persone che si sa che hanno marciato e verranno condannate a morte, eccetera. Da una parte ci sarà questo, perché sai, appunto, gli ayatollah non possono fare a meno di fare questo. È come Hamas, che ha come unico scopo, che altro scopo ha? Tu hai usato l'immagine dello scorpione in un tuo articolo sul giornale. Sì, ecco, né più né meno. Lo scorpione non può fare altro che pinzare, questa è la cosa che farà. Allora, io penso che Trump, che ama confondere le acque, che anche prima dell'attacco della guerra dei 12 giorni, proprio il giorno prima aveva detto stiamo ragionando se possiamo tornare al tavolo delle trattative, ora di nuovo lo sta dicendo Witkoff, che mi pare l'incaricato speciale per questa confusione continua. Fra l'altro ora lo sai che comincia la seconda fase del piano per Gaza, e questo è un altro tema che ci vorrebbe un'altra mezz'ora, ma quando vuoi la possiamo affrontare, che Israele non voleva aprirla ora questa seconda fase, però Witkoff ha insistito molto e si va avanti su questo terreno. Witkoff è anche quello che dice vediamo se riusciamo a normalizzare in qualche modo i rapporti, però dall'altra parte c'è anche Lindsey Graham, che è un senatore repubblicano molto amico di Trump, che incontra Reza Pahlavi e dice, insomma, che intenzioni hai se noi ti riportiamo, praticamente gli dice questo, se ti riportiamo in Iran, e poi dopo dice che gli sembra che Pahlavi sia insomma una persona di buon senso, non è che lo incarica ovviamente, però lo prende in considerazione. E invece Trump dall'altra parte dice non so quanto sia accettato, su questo fra l'altro ha ragione Trump, anch'io non so quanto sia accettato, anche se senz'altro è una persona fedele, di buon senso, aperto, sono sicura che non farebbe nulla di mai per cercare di imporre di nuovo Pahlavi sul trono, anche se lo desidera moltissimo, come è ovvio. Ecco, quello anche che certamente una cosa a cui si pensa molto in queste ore è che se tu togli di lì Khamenei, che già ha mandato, dice, 1,5 miliardi, mi ricordo dove, negli Emirati, ha spedito un sacco di soldi da qualche parte. Sì, mi sembra sì, esatto, l'ho scritto anche stamani nel pezzo, non mi ricordo il posto preciso, ma insomma uno dei tanti. Ecco, se anche loro se ne vanno, ci potrebbe anche essere un tentativo da parte delle guardie della rivoluzione di assumersi tutto il potere. Allora questo, se loro insieme ai Basigi lo fanno, potrebbe essere addirittura peggiore di quello che è stato fatto fino ad ora. Quindi tutto questo sono cose che in un paese di quasi 100 milioni di abitanti chiaramente va preso molto bene in considerazione. Non è la Siria, capisci, dove diciamo c'è uno scontro che si risolve in un paio di settimane. Qua è un processo complesso. Detto questo, io non penso che Trump si tirerà indietro, ne andrebbe proprio del disegno che lui vuole fare di se stesso, ne andrebbe della sua reputazione, della sua forza internazionale, del suo disegno. Se lasci lì l'Iran, non puoi pensare di disegnarti come un facitore di pace, ecco. Non c'è dubbio, e diciamo che fai probabilmente un favore troppo grosso a Xi Jinping, diciamo. Assolutamente, c'è anche questo, dicevi proprio la cosa giusta, esattamente così. Fiamma, io ti ringrazio molto di essere stata con noi e ovviamente ti prenoto per i successivi sviluppi, insomma.
Volentieri, mi farà sempre molto piacere, grazie per avermi invitato. Buon lavoro, a presto. Grazie, a presto.